nonno ha aperto qui nel 1922, perché aveva fatto il militare nel 20, una volta durava 2 anni, e quando si è congedato ha deciso di restare qua. Noi siamo originari della provincia di Lucca, e infatti questa è la pizza fatta alla maniera toscana, sul padellino. Quest'anno abbiamo fatto i 100, incredibile, non avremmo mai pensato di arrivarci. E niente, mio nonno cominciò a fare quello che già aveva fatto da bambino, da ragazzino, perché già a 12 anni lavorava su un forno di castagnaccio e pizza. Ha cominciato con il castagnaccio, con la farina della Garfagnana, che ancora adesso ci facciamo spedire, e poi intorno al primo dopoguerra ha cominciato a fare la pizza alla toscana. Nel frattempo faceva castagnaccio d'inverno e d'estate faceva i gelati, perché noi sappiamo fare anche i gelati. Beh, innanzitutto in Italia ci sono tanti tipi di pizza diversi, da quella diciamo dalla napoletana, che è considerata la preeminente, perché dal centro Italia in giù, non nel nord, ma dal centro Italia in giù, quasi ogni regione ha il suo tipo di pizza. La pizza toscana in particolare è diversa perché viene cucinata su un padellino così, metallico, e quindi cambia anche l'impasto, cambia praticamente tutto. L'unica roba che è in comune con quella napoletana è l'acqua e la farina di lievito, tutto il resto no. È una pizza più laboriosa perché è più difficile stendere con cura l'impasto all'interno del padellino e richiede una cottura più lunga. Quindi in Toscana non la troverete molto, la trovate lungo la fascia costiera, dalla Spezia, Massa fino a Livorno, ma nell'interno non si trova più. No, beh, no, anzi mio nonno ci aveva visto giusto perché la città è bellissima e la cittadinanza è comunque un tipo di clientela buona, molto affezionata, che cerca le cose tradizionali, le cose buone. Non è, certamente la città da allora a oggi è cambiata, ma come tutte le altre città non ha avuto, anzi diciamo che nel panorama nazionale per ora ci salviamo ancora abbastanza bene come qualità della vita. Sì, ci sono decenni storici importanti, addirittura di epoca romana. Uno storico romano diceva che i greci chiamavano gli italici barbaroi, perché mangiavano la pietanza e il piatto che la sosteneva, ma in realtà non era un piatto, era un disco di pasta alimentare cotto al forno e poi condito con quello che c'era. Quindi diciamo che la picta, come si chiamava in epoca romana, è la bisnonna della pizza attuale, perciò è ben antico. Oddio, volerlo fare in maniera veramente tradizionale come facciamo noi è molto complicato, perché nel frattempo la ricerca delle materie prime diventa più difficile, perché le materie prime di tipo industriale hanno prevalso, quindi è difficile trovare delle fonti veramente artigianali con materie sane. Poi le normative, che già quelle italiane erano complesse, si sono decuplicate con l'arrivo dell'Europa, perciò è piuttosto complicato, ma noi siamo italiani, ce la facciamo sempre. Ma no, non credo che le perderemo. Sicuramente ci vorrà una clientela che sappia, e c'è, ci sarà credo sempre, che sappia capire la differenza fra un prodotto artigianale e un prodotto industriale, che non si faccia attrarre solo dall'estetica ma soprattutto dalla sostanza. Beh, curiosità sì, perché questo
come è giusto che sia, perché la pizza è un cibo povero che piace anche ai ricchi, questo locale è un locale perfettamente trasversale. Qua è la cosa che mi inorgoglisce di più, è che qua vengono tutte le fasce sociali, tutti i tipi di persone, dal professorone universitario al contadino del contado. Comunque qua si incontrano tutti ed è bello anche perché spesso fanno amicizia, perché sono costretti a condividere il tavolo, e quindi ci sono stati casi che si sono conosciuti e si sono apprezzati, e questo è bello, dovrebbe essere un po' così. Sì, abbiamo cambiato un paio di volte i rivestimenti, ovviamente, abbiamo dovuto rifarli tali quali perché la clientela ci ha minacciato se li facevamo diversi, perché sono talmente affezionati a questo aspetto che deve essere così. La pizza è nata come cibo da strada, quindi diciamo che ci sono locali in Toscana che addirittura non entri nemmeno, ti servono la pizza attraverso la vetrina e te la mangi camminando per strada. Bisogna restare piccoli, primo perché nel piccolo riesci a contenere certe spese e puoi investire di più sulle materie prime, e poi perché deve essere un momento non solo di nutrizione ma di socializzazione.